accetta l'incarico con riserva, ora il dialogo con i partiti. Sono fiducioso, dice intanto il commento di Zaia, figura di alto livello, ma serve progettualità. Si è perso tempo vitale con il teatrino della maggioranza. A che punto è la campagna vaccinazione anti-Covid? L'ha illustrato il responsabile dell'unità regionale di prevenzione e sanità pubblica, Michele Mongillo, nel corso del punto stampa quotidiano. Associazione Isolana Albergatori e Federalberghi Spiagge Venete chiedono di inserire i lavoratori del turismo nel piano vaccinale anti-Covid. La richiesta è stata avanzata dal Presidente. Un governo che ha dimostrato di essere dilettantistico in tutto quello che ha fatto, lo pensa il titolare della Rispara Rigo Cipriani sulla gestione della pandemia. Maxi blitz delle forze dell'ordine all'hotel Docale di Favaro Veneto, detto anche hotel dello spaccio, trovata droga in molte camere, 2 le persone che sono state arrestate. Fa ancora discutere a Venezia la battuta di Luciana Littizzetto e dopo la presa di posizione del sindaco c'è chi invita a lavorare per risolvere i veri problemi della città e delle sue isole. I residenti di Via Luneo a Spinea protestano per le condizioni del manto stradale, per il pericoloso traffico di auto e camion che non rispettano i limiti di velocità. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Oggi la svolta nella crisi di governo con l'incarico assegnato ed accettato con riserva a Mario Draghi, tema che è entrato nel punto stampa del Presidente Zaia. Sentiamo. Noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale. Se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto procrastinato questa agonia facendosi assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte di altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. Così Luca Zaia commenta la crisi di governo, l'incarico accettato con riserva da Mario Draghi, figura istituzionale, dice, di alto livello e riconosciuta in tutto il mondo, ma che si trova di fronte 2 ostacoli. Io penso che sia fondamentale dire che ci sono 2 fasi. La fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità. C'è un tema di progettualità ed un tema di durata di questo governo, poi aggiunge. Poi uno dice bisogna essere responsabili o responsabili, noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un burrone. E quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Altrimenti l'unica soluzione è andare al voto, perché il popolo resta sovrano. Sulla scelta di Renzi il Presidente non ha dubbi. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? L'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini. Se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 e lode perché ci è riuscito. È che di mezzo ci sono un sacco di problemi sociali. La politica ha tenuto banco questa mattina, ma Zaia ha ricordato che dobbiamo fare i conti con una pandemia che non ha precedenti. Ha riferito sui dati e sulla diminuzione della pressione ospedaliera, soffermandosi sul crollo della curva. Dal 1 gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il 1 gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta 6 giorni prima. Fra l'altro nel Veneto l'indice R/T non prevede al momento un passaggio di zona. Venerdì la nostra regione dovrebbe rimanere nella fascia gialla ed un'altra buona notizia arriva sui test fai da te. Completata, e ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina del tema della validazione del tampone fai da te, adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Per arrivare a questo risultato è stato effettuato uno studio multicentrico che ha visto il coinvolgimento di Trento, Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna per testare in più centri questo fai da te. Ed ora il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid l'ha illustrato il responsabile dell'unità regionale di prevenzione e sanità pubblica, Michele Mongillo, nel corso del punto stampa quotidiano. Ad oggi alle 12 abbiamo somministrato in totale di dosi numero 190.163.
ovviamente indistinte tra Pfizer e Moderna, questo è il numero totale. E il totale di persone vaccinate ad oggi, dove per persone vaccinate intendo le persone che hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione previsto, quindi con la prima e la seconda dose, è 76.015. Questi i numeri aggiornati sulla distribuzione dei vaccini in Veneto. I prossimi, secondo previsioni, saranno consegnati fino al 28 febbraio con le seguenti modalità. Dall'8 febbraio al 15 al 22 avremo circa un totale di 52.000 dosi la prima settimana, 50.300 la seconda, per poi salire a 91.380 dosi totali tra Pfizer e Moderna entro febbraio. Quindi, per fare chiarezza, fino a tutto dall'inizio della campagna, che ricordo è cominciata anche a livello simbolico europeo il 27 dicembre, al 28 febbraio, le dosi previste totali di Pfizer saranno 402.360. Dal 1 marzo non si conoscono ancora i numeri. Moderna domani avrà una lieve flessione delle consegne per l'Italia, mentre a metà febbraio, 1 marzo e metà marzo dovrebbe arrivare AstraZeneca con 270.000 dosi. Stiamo completando la famosa prima fase che dovrebbe essere quasi completata, sono i numeri probabilmente quella dei sanitari della RSA. Oggi e anche domani, adesso avevo notizie dopo Treviso, USL, quindi USL Trevigiana, USL Polesana, stanno spedendo le lettere alla Corte del 41, quindi inizia già oggi, la Pedemontana domani, insomma, quindi in questi giorni stanno partendo le lettere, per il 15 si inizia il 15, lunedì 15 febbraio. Se si tratta di vaccinare gli ultraottantenni, andiamo a vedere quanti ce ne sono per regione e distribuiamo i vaccini di conseguenza. È la proposta che il presidente Zaia ha presentato al coordinamento delle regioni sui vaccini, precisando che i target fissati e le priorità siano sanciti dalla comunità scientifica. L'importante, ha concluso, è l'appropriatezza. Se, come leggo, c'è il 14% di vaccini fatti a gente che non ne aveva titolo, è inquietante, riferendosi a quanto accaduto in altre regioni. Dalla costa veneziana parte la richiesta di inserire i lavoratori del turismo nel piano vaccinale anti-Covid. La richiesta è stata avanzata dall'Associazione Iesolana Albergatori e Federalberghi Spiagge Venete in vista dell'avvio ufficiale della nuova stagione balneare che tradizionalmente coincide con la settimana di Pasqua. Anzi, siamo consapevoli che il mondo del turismo è stato fra quelli più colpiti in questa fase così difficile dovuta alla pandemia, ed è quello che ha la necessità più assoluta di ripartire quanto prima. La ripartenza probabilmente ci sarà, abbiamo bisogno di tutelare i nostri collaboratori e gli ospiti che frequenteranno le nostre aziende. Inserire i lavoratori del turismo nel piano vaccinale. Alberto Maschio lo chiede nella duplice veste di presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori e di coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete in vista della prossima stagione turistica. Ed è una richiesta condivisa anche dalle associazioni sindacali, con le quali è stato sottoscritto un accordo per presentarla alle autorità competenti. Chiaro che per salvare il mondo del lavoro c'è bisogno di salvare le imprese, e su questo siamo totalmente allineati, ed è positivo e piacevole che succeda questo. Salviamo le imprese e salviamo anche i lavoratori. Solo in Veneto il turismo genera circa 18 miliardi di euro di fatturato, pari al 10% del PIL e al 18% dei consumi interni, e dà lavoro a 500.000 di persone. Sulla costa veneta ci sono 722 alberghi, 360 solo a Jesolo, con 12.000 dipendenti. Ecco perché l'imminente stagione balneare va programmata per tempo, con protocolli certi e un piano vaccinale anche per chi lavora in questo settore. Un programma da stilare partendo magari da quanto di buono si è visto già sulla costa veneta l'estate scorsa. La stagione estiva in qualche modo ci ha aiutato, ha premiato il coraggio degli imprenditori che hanno deciso di aprire. Innanzitutto ci ha premiato sotto l'aspetto della trasmissibilità del virus, che era in grande calo, e quindi ha favorito la vacanza degli ospiti che non vedevano l'ora di poterle fare, chiaramente con tutte le restrizioni del caso, che sicuramente ci saranno anche nella stagione 2021. Ci auguriamo una stagione 2021 più consapevoli, più vaccinati possibili, tra questi anche i nostri collaboratori, e auspichiamo che possa essere una stagione il quanto più vicino possibile alla normalità. E torniamo a parlare della situazione politica, un governo che ha dimostrato di essere dilettantistico in tutto quello che ha fatto, così Arrigo Cipriani intervenuto ieri sera in diretta a Ring. È una catastrofe annunciata da lungo tempo, perché se io le devo parlare dalla mia categoria, noi siamo stati bombardati negli ultimi
nell'ultimo anno da provvedimenti che non c'entravano assolutamente niente con i ristoranti. Siamo stati bombardati dalla paura. Non usa a mezzi termini il titolare dell'Eris Bar Arrigo Cipriani, che intervenendo durante la trasmissione Ring condotta da Ferdinando Avarino ha espresso la sua opinione in merito alla gestione della pandemia. Il governo com'era non poteva andare avanti perché ha dimostrato di essere talmente dilettantistico in tutto quello che ha fatto che mi sembra impossibile che potesse essere un governo del popolo italiano. Adesso questo qui è diventato le primule che costano 400.000 euro l'una, ma scherziamo, per fare una tenda per fare dei vaccini. Questo qui va in cerca di spendere i soldi, ma evidentemente ha degli interessi, non c'è niente da fare, siamo mica stupidi, insomma, no. Cipriani non risparmia giudizi verso un governo a suo dire incapace, mentre Draghi può essere la persona giusta. Che è un uomo di altissimo livello che si rimangia tutti questi qua, politica o non politica si rimangia tutti quanti. Il titolare dell'Harris Bar punta poi il dito sui mancati aiuti. Potevano fare un lockdown molto più severo la prima volta, avere magari prolungato un po' di più e poi dare i ricoveri, perché tutti quanti hanno detto che brava la Merkel, ha visto, fai il lockdown, sì, ma la Merkel ha pagato mille cose. Se noi diciamo l'Europa noi usciamo, guardi che non sono negazionisti dell'Europa, io sono per l'Europa, ma se andassimo lì a parlare e dire guardate se usciamo dall'Europa voi non siete più nessuno, perché la parte culturale, la parte dello spirito, la parte dell'anima siamo noi che abbiamo una storia di 1000 anni di architettura, di letteratura, di pittura, di tutto quello che vuole lei. Parliamo ora di Marghera. Da anni denunciamo la situazione al governo ma ancora non c'è stato alcun risultato, così l'assessore comunale allo sviluppo economico interviene dopo il cedimento della muraglia appunto a Porto Marghera. Il crollo di un pezzo del marginamento di Porto Marghera è ovviamente una notizia inquietante e preoccupa moltissimo. È accaduto proprio ciò che si temeva, il cedimento della cosiddetta muraglia di Porto Marghera, il tratto di circa 40 metri di palancolato davanti allo stabilimento Edison. Un danno da 2 milioni di euro, un danno che non doveva avvenire. Da anni noi denunciamo ai vari governi, in particolare a quest'ultimo, il rischio di lasciar deperire un'opera già praticamente conclusa, dove manca solo un piccolissimo pezzo per renderla finalmente operativa e definitiva. Questo investimento il Ministero dell'Ambiente l'ha più volte promesso, anche con annunci roboanti, proclami, interviste, grandi annunci, ma ad oggi non si è mai verificato alcun tipo di vero esborso di risorse. Le hanno stanziate, le hanno più volte annunciate, ma non sono mai arrivate, quindi non sono mai partiti i cantieri. Oggi manca un piccolissimo pezzo per concludere questa grande barriera che divide la laguna dai terreni inquinati di Porto Marghera. Senza questo pezzo tutto il lavoro fatto fino adesso è inutile e rischia di essere vanificato. Il messaggio ora va a quello che sarà il nuovo governo. Speriamo sia più intelligente e capace di quello che ci lascia oggi, perché davvero non possiamo più permetterci di lasciare perdere questa opera strategica per Marghera, per il recupero delle aree industriali oggi dismesse e per garantire la sicurezza in laguna. I problemi del vetro di Murano non sono certo le battute di una comica. Fa ancora discutere a Venezia la battuta di Luciana Littizzetto, ma dopo la dura presa di posizione del sindaco Brugnaro c'è anche chi invita ad occuparsi e soprattutto a lavorare per risolvere i veri problemi della città e delle sue isole. Perché assimilare, come dire, una tradizione millenaria del vetro di Murano ai cavallucci e alle quincaglierie certamente non fa bene alla nostra città. Tuttavia ritengo che anche delle reazioni un po' scomposte siano da rivedere. Secondo il presidente della municipalità di Venezia Murano e Burano, Marco Borghi, quell'invito a smettere per un po' di produrre cigni e gatti di vetro storti e fare fiale per il vaccino anti-Covid, lanciato in TV dalla Littizzetto a Burano, Murano e Torcello, va inquadrato per quello che è, un'uscita poco felice, ma da qui a farne un caso ce ne corre. Sul vetro di Murano invece bisognerebbe soprattutto concentrarsi su altro. Mi servono gli interventi a più livelli, ovviamente. Io penso il livello primo potrebbe essere quello europeo, nazionale ovviamente, ma anche locale. Ecco. Quindi scaricare su una infelice battuta delle politiche che sono molto probabilmente carenti sull'isola di Murano
ritengo anch'io che possa avere un suo fondamento. Marco Borghi inviterà Luciana Littizzetto a visitare assieme le isole di Murano, Burano e Torcello. Per il sindaco Luigi Brugnaro, invece, Littizzetto ha screditato Venezia offendendo le tradizioni di una città che compie 1600 anni e una petizione online rivolta tra gli altri al direttore generale e al presidente della commissione di vigilanza RAI vorrebbe che la comica chiedesse scusa in diretta. Alla Confartigianato di Venezia, dove si lotta ogni giorno contro la crisi, anche dei vetrai di Murano, la si pensa diversamente. Non mi sembra proprio, francamente, che il problema sia da Littizzetto e le frasi che una comica può dire. E il problema è quello che la politica fa o non fa per Murano e per il vetro. In questo momento sta facendo veramente poco. Sta facendo poco per il vetro di Murano, per il marchio di Murano, per la protezione di Murano, per sostegno alle vetrerie, e questo è il vero problema. Non vorrei che le frasi dette così per ridere, forse in maniera anche un po' infelice, della Littizzetto, fossero usate come arma di distrazione di massa. La cronaca ora, 2 arresti e diverse denunce per spaccio di stupefacenti al termine di un blitz di carabinieri e polizia locale in un albergo del centro di Favaro Veneto. L'operazione anche a seguito di diverse segnalazioni dei residenti. Passare al setaccio un intero albergo con tante camere da ispezionare in rapida successione temporale ha richiesto l'intervento di decine di pattuglie di carabinieri e polizia locale che hanno agito assieme al nucleo ispettorato lavoro dell'Arma, alle unità cinofile della polizia locale e agli uomini della squadra di intervento operativo del 4° battaglione Carabinieri Veneto. Il blitz antidroga in un albergo del centro di Favaro ha portato all'arresto di un 32enne tunisino e di un 20enne albanese sospettati di tenere le fila dello spaccio. 6 invece le denunce nei confronti di 5 stranieri ed un italiano, 2 in particolare per possesso ai fini di spaccio. Al gestore bengalese della struttura sono state contestate violazioni della tutela del lavoro per quasi 30.000 euro, alle quali si aggiunge l'accusa di agevolazione dello spaccio di stupefacenti insieme al figlio, che gestiva di fatto l'albergo, e ad un connazionale, che aveva invece la responsabilità della reception. Sequestrate decine di grammi di varie sostanze stupefacenti, 7.500 euro e scatole intere di materiale vario per il confezionamento delle dosi, oltre a smartphone e tablet con i quali si gestiva la clientela. Dopo le 45 tonnellate dello scorso mese di dicembre, altre 92 tonnellate di pellet sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Venezia nel corso di 4 distinte operazioni di controllo lungo la Romea. Nella prima, i finanzieri di Chioggia hanno intercettato un autoarticolato polacco che trasportava oltre 24 tonnellate di pellet in sacchi contraffatti e quindi sottoposti a sequestro penale, mentre il legale rappresentante della società, indicata illegittimamente come distributore del prodotto, è stato deferito alla Procura della Repubblica. Gli altri controlli hanno poi portato al sequestro di 68 tonnellate di pellet in 3 operazioni. In 2 casi il pellet proveniva dall'Ucraina ed era destinato ad imprese operanti in Basilicata e nelle Marche, mentre nel terzo caso il prodotto di origine serba era diretto ad un'impresa laziale. A Spinea ora i residenti di Via Luneo protestano per le condizioni del manto stradale, per il pericoloso traffico di auto e camion che non rispettano i limiti di velocità. Qua viviamo in mezzo all'inferno. Siamo assediati dal traffico e dall'inquinamento acustico del passante poco lontano. Inoltre, ci dice il portavoce dei residenti di Via Luneo, Gianni Corò, le auto e i camion sfrecciano a tutte le ore incuranti dei limiti di velocità. Forse anche perché, ci è stato fatto notare, lungo la strada non sono stati messi cartelli che indicano la velocità massima consentita per tutti i veicoli. È un sacco di traffico, c'è la strada che deve essere asfaltata, non hanno messo i divieti. Le auto dovevano andare di solito 50, però qui sulla curva qua e anche sotto il passante fanno sorpassi come essere in pista. La strada, prosegue Corò, è piena di toppe e buche e avrebbe bisogno di essere asfaltata di nuovo. Le richieste sono state fatte da tempo, ma ad oggi nessuno ci ha mai dato una risposta. I residenti di Via Luneo a Spinea, oramai esasperati, chiedono un incontro urgente con l'amministrazione comunale. Questo è un ultimo appello, ci dice Corò. Adesso io sono venuto qua come portavoce di questi problemi e
e faremo delle forti pressioni, ma non più con loro. Andiamo per via legale, che adesso basta. Se loro vogliono la guerra, siamo pronti a farla, in tutte le maniere, in tutti i casi, anche davanti al giudice. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Bentrovati al meteo. L'anticiclone staziona sul nostro territorio proteggendolo dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Tempo stabile dunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 4 febbraio. Sul Veneto sarà in genere asciutto, alta pressione però è sinonimo anche di nebbia. Avremo infatti al mattino frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure e nelle valli alpine. Spesso saranno anche fitte e persistenti per tutta la giornata. Non si esclude tuttavia al pomeriggio qualche pausa maggiormente soleggiata. Temperature più o meno stazionarie, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Stessa situazione se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, nubi basse e foschie, la giornata risulterà in prevalenza grigia con il passare delle ore più sole. Temperature minime fino ai 9 gradi, massime invece fino ai 9-11 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente foschie e nebbie anche qui in graduale dissolvimento, spazi di sereno invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime invece fino ai 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.